Bentrovati a tutti i nostri amici amanti della cultura con la vostra terza pagina. Bentrovati dalla vostra emittente di informazione. Al momento di registrare questo saluto non abbiamo ancora i risultati relativi all'elezione del nuovo capo dello Stato e noi lo salutiamo comunque. Lo faremo citando il suo nome, spero proprio la settimana prossima, anche perché ci preme chiedere la sua autorevole intercessione per salvare delle aziende. A conti fatti, tolte quelle che potranno proseguire, pare siano intorno alle 500 quelle che non hanno invece purtroppo trovato spazio nel T2. Non si può per decreto chiudere imprese editrici. Significa violare l'articolo 21 della Costituzione. E a questo proposito, per salvare 500 emittenti e più, forse, locali, 3.000-5.000 posti di lavoro, vi invito a firmare la petizione dell'AREA, Radio Televisioni Europee Associate, e per farlo basta collegarsi al sito www.reasat.eu. È una petizione per salvaguardare il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione oltre a dei posti di lavoro. Riguarda tutti gli editori locali, grandi e piccoli, e riguarda la cultura dell'informazione al territorio. Passiamo ora alla terza pagina. Vi porto nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Soligo. Siamo ad inizio dicembre 2015, uno dei primi concerti di commemorazione per il centenario della Grande Guerra, ma anche occasione di una festività molto sentita da noi, quella di San Nicolò da Bari, che quando non esisteva ancora Babbo Natale, nella notte tra il 4 e 5 dicembre portava dolcetti e per i più benestanti anche regali. Consuetudine che, grazie al cielo, vive tutt'oggi. Per quanto riguarda il concerto, avendo a disposizione un magnifico basso continuo, un organo callido e un organista dalla tecnica raffinata tra i più celebrati e conosciuti in Europa, Gianandrea Paoletta, l'idea è stata quella di ricostruire una delle consuetudini di tempi oramai molto molto lontani: violino solista ed orchestra in cantoria assieme all'organista, il direttore a dirigerli come da tradizione. E di Vivaldi vi proponiamo il concerto per organo e violino e archi RV 541, sempre di Vivaldi il concerto per due violini in La maggiore RV 519, di Tommaso Albinoni il concerto per opera 9 numero 2, Georg Friedrich Händel concerto per organo e archi HWV 292 opera 4 numero 4, anche in questa occasione in cantoria l'orchestra con organista e con loro anche il maestro. Di Alessandro Marcello l'adagio in re minore per oboe e archi, di Johann Sebastian Bach l'aria sulla quarta corda, brano celeberrimo, peraltro diretto dal maestro Sini con una delicatezza direi emozionante. A seguire di Giuseppe Tartini il concerto per violoncello e archi in La maggiore e per finire il meraviglioso preludio di Johann Sebastian Bach sul quale Charles Gounod ha suggellato la sua almeno altrettanto celeberrima Ave Maria. Buon ascolto.
Mi pare sia stato un gran bel concerto. Ringraziandovi per l'ascolto, vi ricordo, se avete piacere, di dare una mano per salvare 3.000-5.000 posti di lavoro, 500 editori che non hanno trovato spazio nel T2 e si può trovare. Vi invitiamo a firmare la petizione dell'AREA, Radio Televisione Europea Associate. Per farlo è semplicissimo, basta collegarsi al sito www.reasat.eu. È una petizione per l'informazione locale. Le nostre aziende hanno forgiato la cultura dell'informazione al territorio, non possiamo perderla. Detto questo, solite raccomandazioni. Andiamo a fare la spesa, cerchiamo di scegliere prodotti italiani, cerchiamo di far lavorare la nostra gente, massima attenzione, speriamo questa pandemia se ne vada, aiutiamola ad andarsene, mettendo la mascherina, cercando di fare tutto quello che è importante fare. Grazie per l'ascolto e alla prossima.